dell'evasione fiscale, delle slot machine in concessione allo Stato, non succede niente. Questo è un paese. Questo è un paese. Abbiamo un miliardo di euro per fare le missioni di pace in Afghanistan. Io non voglio partecipare a nessuna missione di pace in Afghanistan. Populisti. Poi siamo in guerra, poi troviamo i soldi per 2 sommergibili, per gli F-35, togliamo i soldi e togliamo 400 milioni all'università, seguiamo la sanità. La Lombardia, il 70% della ricchezza di questa regione, il 70% è la sanità. Vi dovete ammalare per farvi curare in grandi ospedali dove i direttori sono messi lì o da Comunione Liberazione o dal PDL o dal PD. La salute non è la sanità. Signori, ho il più grande amico della mia vita che è venuto a trovarmi. Un libro insieme e Repubblica si è anche rifiutato di fare una recensione a un premio Nobel. Siamo veramente caduti in basso, Dario, ma però guarda la gente, guarda gli sguardi, sono cambiati gli sguardi. Mi sembra di essere tornati indietro di molti anni, alla fine della guerra, l'ultima guerra mondiale. Ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi, felici, pieni di gioia. Non dico speranza, la speranza lasciamola a parte, di certezza. Si sarebbe rovesciato tutto, non ci siamo riusciti. Fatelo voi, per favore! Contadini che sono arrivati qua con altri contadini e portavano 6 piante e l'hanno piantate, una qua, una là, una là, una là, poi sono sparite. Le piante erano il segno del si ricomincia. Vorrei anche che questa sera ci fossero quelle piante piantate per dire si ricomincia da capo. Grazie, grazie. E allora prende tutta sta forza, una forza incredibile. C'è un tedesco che mi ha telefonato, un giornalista tedesco che mi ha telefonato poco fa, proprio poco prima che mi telefonasse il mio amico, e mi diceva: ma che cosa sta facendo quel Grillo? Se ne sente parlare dappertutto, in tutta la Germania, l'Austria, se ne sente parlare in Jugoslavia, più in su, in Francia, in Inghilterra, in Svezia, in Norvegia. Tutti vogliono sapere di questa cosa straordinaria che state mettendo in piedi.